Piano diverse le violazioni alle normative anti-Covid riscontrate, decine di sanzioni in arrivo. Il prefetto Laganà strilla il sindaco di Santa Lucia parlando di atteggiamento superficiale. Rischio caos nei trasporti con il rientro a scuola dal 26 aprile di tutti gli studenti delle superiori. Per il presidente Zaia e l'assessore De Berti è inconciliabile il 100% in classe con una capienza dimezzata sui mezzi. Saranno chiusi da domani a giovedì gli studi dei medici di famiglia che saranno impegnati all'esterno per vaccinare i pazienti allettati e costretti a casa. Gli assistiti, spiega Luz, potranno rivolgersi anche di giorno alla guardia medica. A distanza di un mese parla l'uomo che ha salvato la vita a Marta Novello, la 26enne accoltellata a Mogliano mentre faceva jogging. Mi chiedeva di non lasciarla sola, ha detto, spero di incontrarla. Secondo udienza in tribunale a Treviso del processo a Vincenzo Consoli, le eccezioni della difesa contestate dal pubblico ministero De Bortoli. Prima decisione attesa per lunedì prossimo, ma è corsa contro il tempo per evitare la prescrizione. Il caso del cagnolino Ciocco, i primi esami confermano l'uccisione a freddo con un colpo esploso da un'arma. Intanto l'episodio è stato condannato sui social anche dal presidente Zaia e dal leader della Lega Salvini. Assemblea dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Il presidente Zaia interviene sulla guerra della diocesi, basta spaccature e Prosecco dalle etichette non si tocca. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano i fatti accaduti ieri a Conegliano con la manifestazione andata in scena sulla quale si stanno concentrando le forze dell'ordine. Diverse le violazioni alle normative anti-Covid riscontrate. Tra i partecipanti c'era anche il sindaco di Santa Lucia di Piave con la prefettura che parla di atteggiamento superficiale. Sicuramente trovo un comportamento assolutamente superficiale di un primo cittadino anche medico che mentre comunque così ha qualcosa da ridire sulla cura, non mi pare neghi l'esistenza comunque di un'epidemia e che quindi ben dovrebbe avere presente la necessità di dare per primo l'esempio. È una vera e propria strigliata quella che il prefetto di Treviso dà al sindaco di Santa Lucia di Piave Riccardo Szumski tra i protagonisti della contestata manifestazione dai contenuti Novax andata in scena domenica a Conegliano e per la quale le forze dell'ordine coordinate dalla questura stanno compiendo delle verifiche. In mattinata sono già state identificate 20 persone, ma non è finita qui. Chiaramente sono in corso degli approfondimenti perché è stata fatta l'identificazione di alcune persone, erano molte, quindi una identificazione al momento era particolarmente complicata, ma comunque anche attraverso le immagini verranno ovviamente fatte le contestazioni e saranno applicate le sanzioni, che poi sarebbe la sanzione pecuniaria di 400 euro. Mi viene da dire poca cosa considerando il danno che è insito nel rischio di far alzare i contagi. Il quadro completo si avrà solo mercoledì nel corso del comitato settimanale per l'ordine e la sicurezza. Di certo la stessa questura d'intesa con il prefetto si prepara un giro di vite in vista di eventi analoghi. Questi precedenti conteranno sicuramente perché nel momento in cui gli organizzatori non sono in grado di garantire, di gestire dal loro punto di vista la piazza perché vengono rispettate tutte le disposizioni, sicuramente questo verrà valutato dalla questura rispetto ad eventuali ulteriori manifestazioni. E questo mentre l'attenzione delle istituzioni è concentrata sulla ripartenza del 26, una riunione con le categorie economiche, forze dell'ordine, ABI e Banca d'Italia è già fissata per giovedì 22, ma la questione più urgente è il rientro in classe al 100% anche per le superiori con le innegabili difficoltà del trasporto pubblico locale. In questo momento appare assolutamente problematico approntare pullman per assicurare che tutti i ragazzi vadano a scuola e al tempo stesso con metà della capienza consentita. Imminente anche qui un tavolo di confronto con MOM ed enti locali, anche se l'unico escamotage al momento potrebbe essere rappresentato dagli ingressi scaglionati, ma la strada più ovvia non è detto che sia la più efficace. E allora proprio sul fronte scuola e trasporti c'è preoccupazione in regione per il rischio caos quando dal 26 aprile si tornerà in presenza al 100%. L'assessore De Berti e il presidente Zaia dicono inconciliabile il 100% in classe con una capienza del 50% sui mezzi pubblici. Si parla di fatto di 1300-1400 autobus in più che servono per poter portare a scuola i ragazzi. Un conto presto fatto per il Veneto che prima dell'avvio dell'anno scolastico aveva lavorato sul trasporto pubblico con trascenari, didattica in presenza al 50, 80 e 100%, valutando per ognuno di questi quanti mezzi sarebbero stati necessari. Noi abbiamo una settimana di tempo per recuperare
autobus privati che hanno una capienza di 25-26 posti per portare a scuola 75.000 studenti ed è inconciliabile il 100% in presenza e mantenere la capienza al 50%. Il 100% di didattica in presenza nessuno se l'aspettava ed è stata una doccia fredda per provveditore, per prefetti, per assessori di tutte le regioni. La capienza e la sicurezza sanitaria, perché ricordo che la capienza al 50% è stata limitata per motivi sanitari e il ministro De Micheli ci aveva sempre detto che comunque fino alla fine dell'anno scolastico la capienza dei mezzi non sarebbe stata toccata. Per il presidente Zaia la problematica è facilmente inquadrata. 100% in aula, 50 nei mezzi di trasporto. Non ci sono i mezzi, o riduci la presenza a scuola o lasci la presenza inalterata e li fai entrare a orari differenziati, oppure dai la facoltà ai genitori per i minorenni o ai maggiorenni di decidere se andare in DAD e quindi oppure in presenza, quindi adottare un sistema misto. Esclusa invece per il governatore la possibilità di riportare la capienza sui mezzi al 100%. Questa la vedo molto difficile, sinceramente. Appello al governo perché prenda in mano velocemente questa situazione. E di questo se ne parlerà domani pomeriggio sicuramente nell'incontro convocato tra il governo e le regioni sulle riaperture. Si parlerà dunque di trasporti e scuola, ma anche molto probabilmente delle riaperture dei ristoranti che sapete dal 26 aprile nelle zone gialle potranno riaprire a pranzo e cena ma solo all'aperto. Ed è questo il quesito che vi proponiamo questa sera nel sondaggio. Ristoranti, riaprire subito anche quelli al chiuso? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 26 691. 0422 16 26 690. Invece se volete rispondere no, la chiamata è gratuita ed è sufficiente uno squillo perché venga correttamente registrata. Anche se sentirete occupato non preoccupatevi perché la vostra risposta sarà regolarmente ricevuta dal nostro sistema all'esito del sondaggio questa sera nel corso di Ring. Sul fronte vaccinazioni, domani inizieranno quelle domiciliari nei pazienti allettati, circa 3.000 nella Marca Trevigiana. L'ULSS 2 fa quindi sapere che nei giorni 20, 21 e 22 aprile gli ambulatori dei medici di medicina generale che aderiscono alla campagna vaccinale Covid-19 resteranno chiusi, essendo i medici impegnati nell'attività vaccinale degli over 80. In queste date, 20, 21 e 22 aprile, gli assistiti potranno far riferimento anche nelle ore diurne al servizio di guardia medica. Il direttore generale Benazzi ha ringraziato i medici di famiglia. Questa importante collaborazione nell'ambito dell'impegnativa campagna vaccinale in corso, ha detto Benazzi, ci permetterà di completare la messa in sicurezza delle persone con maggiori fragilità. E stiamo adesso alla cronaca perché ad un mese di distanza parla l'uomo che ha salvato la vita a Marta Novello, la 26enne accoltellata a Mogliano mentre faceva jogging. Mi chiedeva di non lasciarla sola, ha detto l'uomo che ora dice spero di poterla incontrare. E io stavo passando con un mio collega col furgone e praticamente abbiamo visto una bicicletta a terra in mezzo alla strada. Io mi sono fermato perché sennò non si passava e praticamente quando sono sceso per spostare la bici ho visto questi due ragazzi dentro un fosso. Io la prima cosa che ho pensato è che fossero caduti con la bici. Infatti gli ho chiesto: vi siete fatti male? E lui non mi ha neanche risposto. Lei invece mi diceva subito: aiutatemi, mi sta coltellando. A distanza di un mese parla Massimo Michelutti, l'uomo, l'angelo che ha salvato la vita a Marta Novello, la studentessa di 26 anni, brutalmente accoltellata mentre faceva jogging in via Marignana a Mogliano. A colpirla con 20 coltellate un adolescente del posto che voleva finirla annegandola. Appena arrivato, il ragazzo era ancora sopra di lei, che la stava tenendo con la testa sotto l'acqua. 30 cm di acqua però bastava. E quando è venuto su io sono andato dalla ragazza, ho chiamato il 118, non mi hanno risposto, ho chiamato i carabinieri, loro mi hanno risposto subito, immediati, mi hanno chiesto: hai chiamato i soccorsi? Ho detto sì, ma non mi hanno risposto, allora si sono arrangiati loro a chiamare i soccorsi. E io sono stato là, ho tenuto la mano alla ragazza finché sono arrivati i carabinieri. E lei diceva: non lasciatemi da sola, state qua con me. E gli ho detto: vai tranquilla, sono qua. E lei era cosciente, a fatica, perché
poi ho saputo che hanno bucato anche un polmone, per cui faceva fatica a respirare. Io sono stato là e poi sono arrivati i medici e hanno mandato via tutti, l'hanno messo in ambulanza. Mentre il ragazzo in evidente stato di shock era lì fermo, trattenuto dal collega che era insieme a Massimo. Lui era stato immobile, tremava, immobile, cioè non si è spostato. Ancora da capire le ragioni del gesto, mentre Marta è tornata a casa con i suoi genitori, grazie alla sua forza ma soprattutto all'intervento di Massimo, operaio di Ispinea, che spera di incontrarla al più presto. Mi piacerebbe molto, molto, solo anche per stringergli la mano, tanto per capire che sta bene. Io ho 3 figli, per cui so cosa vuol dire per un genitore. Non è facile tenere una ragazza così. Ho visto solo delle foto su internet, anche una bella ragazza, ma quando l'ho vista ieri era piena di sangue, per cui non si vedeva neanche il viso. Seconda udienza questa mattina in tribunale a Treviso per il processo a Vincenzo Consoli. Le eccezioni della difesa sono state tutte contestate dal pubblico ministero De Bortoli. Prima decisione attesa per lunedì prossimo, ma è corsa contro il tempo per la prescrizione. Ben 10 udienze già fissate da qui a luglio, di fatto ogni lunedì una corsa contro il tempo per evitare la prescrizione, vero spauracchio per le parti civili nel processo a carico di Vincenzo Consoli, ex numero 1 di Veneto Banca, accusato di falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza e aggiottaggio. Consoli stamane non era presente in aula, lo stesso difensore Ermenegildo Costabile è stato sostituito dalla collega Raffaella Di Meglio. Le richieste principali della difesa erano già state avanzate però nel corso della prima udienza del 10 aprile scorso, su tutte l'incompetenza territoriale del giudice trevigiano a causa della presenza nel distretto di Corte d'Appello di Venezia di 2 magistrati possessori di azioni di Veneto Banca, eccezione che il pubblico ministero De Bortoli ha tentato di demolire sia dal punto di vista formale, ricordando un rigetto sul punto del GUP, che sostanziale. Le azioni che sono state acquistate da questi 2 magistrati risultano acquisite in epoca antecedente ai fatti oggetto di contestazione. Che il processo non si svolga a Trento ma resti a Treviso per le parti civili è la condizione minima per non diluire ulteriormente i tempi. Su questo c'è cauto ottimismo. Io sono però ragionevolmente ottimista del fatto che il processo proseguirà qui a Treviso. La seconda udienza è servita anche alle parti civili per ribadire le proprie posizioni. Le costituite parti civili hanno ribadito le loro richieste anche con riguardo al coinvolgimento nella vicenda processuale di Banca Intesa. Parere negativo da parte del PM anche sulle altre eccezioni della difesa, come l'impedimento del difensore di Consoli per Covid in occasione di un'udienza preliminare e la genericità del capo di imputazione, tutti punti su cui il collegio giudicante presieduto da Bruno Donà si esprimerà lunedì prossimo. A questo punto sono state raccolte le tesi contrapposte delle diverse parti, la palla per così dire nel campo del tribunale. Infortunio nel primo pomeriggio di oggi in via Musona a Loreggia, nella frazione di Loreggiola. 2 le persone ferite mentre erano impegnate nella costruzione di una recinzione. Durante la lavorazione con un escavatore dal braccio si sarebbe staccata la benna che avrebbe travolto i 2, un uomo di 56 anni titolare dell'azienda e un dipendente di Borso del Grappa di 32. Sul posto è arrivato anche l'elicottero del SUEM che ha trasportato a Padova l'operaio in condizioni giudicate gravi ma non in pericolo di vita. Il titolare dell'azienda è stato invece portato in ospedale a Campo San Piero. Sul posto anche i carabinieri. Le indagini sono condotte dagli ispettori dello Spisal. E altro grave incidente sempre nel pomeriggio a Salgareda. Una coppia è rimasta ferita durante alcuni lavori di spurgo di una vasca nel terreno della propria abitazione. Sembra da una prima ricostruzione che la moglie, 73 anni, abbia perso il controllo del trattore venendo investita dal pneumatico del mezzo agricolo che proseguiva la marcia fermandosi contro il cancello carraio. Anche il coniuge, nel tentativo di fermare il mezzo, è stato investito dalla botte trainata dal trattore. Entrambi i coniugi sono rimasti feriti ma non in condizioni gravi. La donna è lì trasportata all'ospedale di Treviso, il coniuge all'ospedale di Oderzo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Ponte di Piave. Il fuoco di Vampa alla locanda Santa Mama di Crocetta del Montello. I titolari vengono allertati da un passante. Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito.
Dio, buono, mi incontravo adesso, I titolari della locanda Santa Mama Crocetta del Montello non si sarebbero accorti di nulla se non fosse stato per un passante che, alla vista del fuoco che divampava al primo piano dello stabile disabitato, li ha allertati. Questa mattina verso le 8:30 abbiamo sentito dei clacson forti. Siamo usciti, pensavamo un incidente, qualcosina, invece dei ragazzi ci hanno fatto segno che hanno visto delle fiamme, del fuoco, del fumo. Prima cosa li ringrazio pubblicamente perché effettivamente noi da dentro non ci eravamo accorti di nulla. Ad intervenire in via Gabriele D'Annunzio intorno alle 9 2 squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna più un rinforzo da Treviso con autobotte e autoscale. Tanto fumo, le fiamme hanno incenerito il tetto. Adesso vediamo cosa succederà alla fine perché c'è l'impianto fotovoltaico e c'è tutta la parte un po' più vecchia della casa. Danni ancora da quantificare, verosimilmente contenuti, ci spiega la titolare. Le cause dell'incendio al vaglio delle squadre di intervento che l'hanno domato in poche ore. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta per parlare del caso del cagnolino Ciocco. I primi esami confermano l'uccisione a freddo. Con un colpo esploso da un'arma. Per fugare ogni dubbio verrà eseguita l'autopsia all'Istituto Zooprofilattico. Intanto l'episodio è stato condannato sui social anche dal presidente Zaia e dal leader della Lega Salvini. Dalla radiografia eseguita sul cagnolino Ciocco, trovato morto sabato mattina a Saletto di Breda con una ferita tonda sul torace, sarebbe visibile un proiettile. Stando a questa indiscrezione si confermerebbe la prima ipotesi, già avanzata dai testimoni e dalle forze dell'ordine intervenute sul posto, polizia locale e carabinieri, quella secondo cui il cagnolino è stato ucciso a sangue freddo. L'esame sull'animale è stato affidato al servizio veterinario dell'ULSS 2. Essendoci un'indagine in corso da parte della procura, il responsabile del procedimento non si sbilancia sugli accertamenti svolti. Il cane è stato posto sotto sequestro. Posso dire che per la forma del foro può essere compatibile con un proiettile di arma da sparo. Ma ci sono ancora dei dubbi da sciogliere. Per avere una certezza di causa di morte è stato predisposto un esame autoptico che si eseguirà presso l'Istituto Zooprofilattico nella sezione di Treviso. Su Ciocco verrà eseguita dunque una vera e propria autopsia. Intanto la sua uccisione ha suscitato un'indignazione andata oltre i confini della provincia e del Veneto, soprattutto per il fatto che si trattava del cagnolino di un bambino di 11 anni e della sorella che solo un mese fa avevano perso il padre. L'episodio è stato condannato pubblicamente dal presidente del Veneto Luca Zaia con un post sui social. Zaia parla di gesto inqualificabile, incivile, vergognoso. Lo stesso tenore del post del sindaco di Treviso Mario Conte e addirittura del segretario federale della Lega Matteo Salvini, che fa sapere che domani a Roma la Lega presenterà le sue proposte per avere in Italia leggi che puniscano, scrive, questi assassini come meritano. Poco prima di mezzanotte i vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti a Stabiuzzo di Cimadolmo per soccorrere un piccolo coniglio nano, razza testa di leone, di pochi mesi di vita, rimasto intrappolato all'interno dei tubi del camino di casa dopo essersi intrufolato dai fori di aerazione. Il salvataggio non è stato semplice, i vigili del fuoco hanno dovuto mettere in campo particolari tecniche di ispezione, ma anche ingegno e determinazione per raggiungere l'animaletto che, recuperato sano e salvo, è stato riaffidato alla sua padrona. Lo vedete coccolato anche dagli stessi vigili del fuoco. Spaccio, si moltiplicano arresti e denunce nella Marca, lo confermano i numeri delle attività dei carabinieri nel fine settimana. Un arresto e 5 denunce in 48 ore è un fronte vasto e sempre aperto, quello del contrasto allo spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Vittorio Veneto hanno denunciato un 22enne per simulazione di reato e procurato allarme. Per comprarsi la droga aveva venduto il telefono e lo smartwatch, denunciando poi ai carabinieri di essere stato rapinato a Mestre da dei nordafricani. Una versione presto smontata dai militari. A Castelfranco, sempre gli uomini dell'Arma sono stati costretti all'inseguimento di un 31enne e un 32enne marocchini che hanno tentato in tutti i modi a bordo
bordo di un'auto di eludere i controlli. Il 31enne con lo stupefacente è stato arrestato. Mentre il conducente del veicolo è stato deferito in stato di libertà per resistenza pubblico ufficiale. L'arrestato è stato trovato in possesso di 11 grammi circa di cocaina divisi in 2 involucri, oltre a materiale vario per il confezionamento e la pesatura della droga. A Vedelago nei guai è finito un 26enne di Bassano del Grappa. Trovato in possesso di 5 grammi di hashish destinati allo spaccio nella zona di Vedelago, oltre a segnalare amministrativamente quali assuntori altri 2 coetanei, sempre della zona di Bassano del Grappa, trovati in possesso di una modica quantità di marijuana. Denunciati infine per stupefacenti anche un 19enne di Casale sul Sile e un nigeriano di 34 anni, sorpreso a Spresiano a cedere 2 dosi di cocaina a una 38enne. E torniamo sulla vicenda della DOCG del Prosecco Superiore, perché oltre al conflitto per la nuova dirigenza, in questi giorni si è ulteriormente aperta la spaccatura sul termine Prosecco, con produttori e ora anche la confraternita di Valdobbiadene decisi a cancellarlo dalle bottiglie. Secca la presa di posizione del presidente Zaia, che da ministro aveva voluto fortemente la creazione dei consorzi e denominazioni tutte sotto il nome Prosecco. Il Prosecco non va cancellato, semmai rafforzato con una DOCG che la smetta di farsi la guerra interna e che inizi il rilancio di un consorzio di fatto fermo da oltre un anno. Non è stato tenero il governatore Luca Zaia verso chi, con pagine pubblicitarie, sta pubblicamente virando verso una spaccatura tra Conegliano e Valdobbiadene. L'occasione è stato l'incontro di oggi, al termine della prima assemblea dell'Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, dove si è parlato di sentieri e sostenibilità, di accoglienza diffusa e di servizi ai visitatori. Obiettivi raggiungibili se ci sarà armonia tra piccoli e grandi produttori. Se non ci fosse stato il piccolo produttore non ci sarebbe questo fenomeno territoriale. Se non ci fosse stato il grande produttore non ci sarebbero stati i mercati internazionali. Per quanto riguarda la DOCG è una questione di produttori e penso che sia doveroso rispettare questo. E penso che sia una grande opportunità per il territorio. Quindi abbassare le armi legali e puntare ad una mediazione per una soluzione che accontenti un po' tutti per il bene del territorio. L'auspicio lanciato dalla Coldiretti è che il nome Prosecco sia la bandiera per tutti i produttori e che si arrivi al più presto al voto, anche se non è mancata una frecciatina verso alcuni consiglieri. Sono ottimista, guardo avanti, non guardo indietro e penso che ci siano tutti i presupposti per finalmente cominciare a lavorare e pensare al bene di questo del territorio. Mantenimento del nome e coesione ribadite anche da Ludovico Giustiniani, l'ex presidente di Confagricoltura, nome speso da più parti e da altrettante sconfessato come successore di Innocente Nardi alla guida della DOCG. La storia del Prosecco è stata fatta in queste colline, è nato qui, abbiamo avuto non solo i viticoltori, ma abbiamo avuto la scuola enologica di Conegliano, abbiamo avuto comunque un territorio che ha espresso un prodotto. Sarebbe come cancellare parte della propria storia. Siamo adesso alle notizie da Belluno e provincia. Il ritorno della didattica in presenza al 100% rappresenta problemi organizzativi rilevanti. Nel bellunese cresce la preoccupazione. Il presidente di Dolomiti Bus: ci faremo in 4, dice, mentre i costi continuano a crescere. Nell'ultimo anno Dolomiti Bus si è fatta in 4 nel vero senso della parola, mettendo in campo sforzi immani per cercare di adeguare il servizio alle regole vigenti per salvaguardare la salute dei clienti e dei dipendenti. Lo dice il presidente della società di trasporto pubblico bellunese Andrea Biasiotto alla vigilia della ripresa della didattica al 100%. Una manna dal cielo per studenti e famiglie, un guaio al contrario per chi deve riorganizzare la macchina operativa. Ancora con certezza non si sa se la capienza degli autobus sia al 50% piuttosto che al 70% o al 100%. Il piano di trasporto attualmente è strutturato con una capienza al 50%. Anche se è il 50 e il 50, abbiamo aggiunto mi pare dai 16 ai 18 autobus, poi ovviamente monitoriamo ogni giorno, abbiamo messo anche degli steward che controllano eccetera e poi
come si dice, moduliamo la presenza di autobus in servizio in base anche alla richiesta e a quanti utenti, quanti clienti utilizzano il servizio. No? Dalla prossima settimana il meccanismo sarà stravolto. Oggi il presidente Zaia non ha fatto mistero delle difficoltà. Non ci sono mezzi sul mercato, ha detto, e la sua preoccupazione è condivisa dalle società di trasporto così come dalle istituzioni. Come si riuscirà a conciliare l'esigenza del ritorno alla scuola totalmente in presenza con il distanziamento è tutto da definire. Ci vorrebbe il raddoppio degli autobus, ammette Biasiotto. Domani è previsto in proposito un vertice convocato dall'assessore regionale De Berti. Raddoppiare tutto in una settimana e fare un servizio, poi nelle strade della provincia di Belluno si immagina che sì, non è Milano, insomma, già, a parte che Milano ha altri problemi ancora maggiori, però secondo me è una cosa che è molto difficile da fare in 4 giorni. E poi ci sono i costi, quest'anno raddoppiati rispetto al 2020. La provincia per il 2021 ha stanziato 500.000 euro, altri 100.000 euro sono stati messi a disposizione dei bus operator. Basteranno? Sono pronti a partire i bus che stanotte partiranno verso Roma. A bordo i lavoratori di ACC e dell'ex Embraco, pronti a manifestare davanti al Mise e a chiedere di essere convocati e consultati dal ministro Giorgetti sul futuro di Italcomp, che il precedente governo presentò ufficialmente in 3 sedi e che ora è stato disconosciuto dall'attuale esecutivo. La New & Co immaginata dal nuovo governo non è più politica industriale ma cessione di 2 aziende ad un socio privato, dicono unitariamente i rappresentanti di FIOM, FIM e Wilm di Belluno, che ritengono la soluzione prospettata assai poco convincente. ACC sta rinunciando agli ordini, tagliando la produzione e il salario dei lavoratori e nel giro di poche settimane fermerà le produzioni. Un omicidio industriale, affermano i sindacati in viaggio verso la capitale per manifestare a gran voce il dissenso per quella che dicono la violazione dei diritti essenziali da parte del governo. 83 cantieri per un totale di 115 milioni di investimenti partiranno nei prossimi mesi a Rocca Pietore per mitigare i danni causati da Vaia. 83 cantieri per una cifra complessiva di investimento di 115 milioni di euro non è usuale in un comune da 1200 abitanti. Questo sta a significare quello che è successo in quell'ottobre del 2018. Emerge anche ora, 3 anni di distanza da quella notte drammatica incancellabile, ciò che accade a Rocca Pietore, comune simbolo della devastazione causata da Vaia. I lavori, quelli da eseguire non più in emergenza ma urgenti per la salvaguardia del territorio, possono partire grazie ai fondi resi disponibili. Ho grande speranza che questi soldi vengano spesi bene, afferma il sindaco De Bernardin. Io spero che innanzitutto che il Covid ci lasci lavorare, perché lo scorso anno abbiamo avuto 3 mesi di stop dei cantieri dovuti al Covid, quindi mi auguro che quest'anno ci lasci andare avanti tranquilli. Primo. Secondo, il turismo è ovvio che è una parte importante, la parte più importante della nostra economia, ma argini, briglie, ponti, difese spondali, messa in sicurezza del territorio, messa in sicurezza degli abitanti delle case viene prima. L'obiettivo è terminare i lavori nel più breve tempo possibile. La settimana scorsa per questo c'è stata una riunione organizzativa che ha coinvolto dirigenti e funzionari di Veneto Strade, Veneto Acque e servizi forestali regionali. Il percorso sarà condiviso, ma il primo cittadino è chiaro: non possiamo permetterci interruzioni di sorta. Oltre ai danni causati da Vaia ci sono quelli dell'alluvione della scorsa estate, che ha causato nuovamente problemi in Vallo Ombretta e nella zona dei Serrai di Sottoguda. Vi ricordo questa sera in prima serata alle 21:15 su Antenna 3 Ring, ospiti l'assessore e vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti e poi l'onorevole Marco Marin di Forza Italia, Francesca Zottis del Partito Democratico e poi l'onorevole Luca De Carlo di Fratelli d'Italia, Alberto Villanova della Lega e Daniele Bovolato, ristoratore. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati in grès per cappotti. Benvenuti al meteo. Italia ancora ostaggio dell'instabilità. Sul nostro territorio qualche disturbo ci sarà, ma le temperature tenderanno ad aumentare. Il dettaglio di martedì 20 aprile.
Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione tutto sommato tranquilla ed in effetti a prevalere sarà il sole. Al mattino cielo al massimo poco nuvoloso, dal pomeriggio addensamenti sui rilievi anche con qualche acquazzone possibile localmente fin verso le aree di pianura. Temperature come detto in ripresa, minime tra 4 e 8 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, più sole al mattino, con il passare delle ore cielo via via più coperto con qualche rovescio sui monti. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime sui 15-18 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata soleggiata, salvo per isolate piogge nelle ore pomeridiane. Temperature minime intorno ai 6 gradi, massime sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Montagnier Marmi, fornitura di davanzali coibentati in grès per cappotti.